l'estate scorsa è stato un indicatore emblematico, perché abbiamo avuto un triste primato addirittura italiano come numero di morti nel mese di luglio e agosto, e la stragrande maggioranza di questi erano sulle due ruote. Quello della sicurezza stradale rimane un problema drammaticamente aperto nella Marca. Gli ultimi dati completi, quelli del 2014, indicano 325 vittime di incidenti stradali in Veneto. In provincia di Treviso le vittime sono state 53, 17 erano in sella ad una moto. Vi posso anticipare che il 2015 ha visto lo stesso identico numero di vittime sulle due ruote a motore del 2014, quindi un dato molto alto, perché parliamo di 17 vittime solo sulle due ruote a motore, e abbiamo escluso le biciclette e tutti gli altri veicoli. I più giovani sono una delle categorie maggiormente a rischio. Si spiega così l'iniziativa che ha fatto tappa in via Castello d'Amore a Treviso, promosso dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana. E abbiamo toccato 16 città, tra cui appunto oggi Treviso, chiuderemo mercoledì a Trieste, proprio per portare sui giovani, sulle due ruote, quello che è la guida sicura, la parte pratica, perché abbiamo un altissimo numero di incidenti stradali sulle due ruote a motore e abbiamo visto che manca spesso una preparazione di base. Oltre ad un lavoro continuo per rendere più sicure le strade e oltre all'aumento dei controlli delle forze dell'ordine, il fattore culturale, vale a dire la sensibilizzazione soprattutto dei più giovani sul tema della guida sicura, rimane il primo obiettivo. Catalizzare l'attenzione dei ragazzi, di confrontarci con loro su questo tema e cercare appunto di far crescere in loro la consapevolezza del pericolo e quindi la necessità che possano essere iperattenti quotidianamente in ogni minuto. I ragazzi che sono qui oggi non fanno un lavoro solo per se stessi, ma poi loro saranno a loro volta portatori sani di una cultura nuova di affrontare la strada.